Vai. Bene, grazie di essere qui. Questo è il terzo incontro di questo ciclo dedicato alla didattica della storia. Noi siamo i docenti comandati presso 5 istituti della Resistenza del Veneto e siamo quindi lieti di proporvi una serie di attività. Ce ne saranno anche altre perché quest'anno l'ufficio scolastico regionale ci ha molto incentivato a proporre cose sia per i docenti, e questa è la prima di queste iniziative, sia per gli studenti. In questo terzo incontro, quale relatrice, abbiamo Francesca De Marco. Io faccio una breve sintesi del suo curriculum, poi naturalmente se la professoressa De Marco, che tra l'altro è nostra collega, essendo essa stessa distaccata presso l'Istituto della Resistenza di Firenze, vuole aggiungere qualcosa, ben venga. Mi sono segnato qualche cosa perché ovviamente i curricoli spesso sono un po' come dire, lunghi e doviziosi. È autrice di testi scolastici, ho visto soprattutto dedicati alla grammatica, si è dedicata alla formazione dei docenti e in particolar modo si è occupata della flipped classroom e non a caso viene a parlarci oggi di questa metodologia. Ha operato anche nell'ambito della ricerca storica, numerose pubblicazioni sul tema, mi par di capire, donne e santità. Ecco, questo vorrei sintetizzare così la cosa. E numerose altre iniziative ovviamente soprattutto nell'ambito della didattica, come forse non sapete, ma insomma i distaccati sono, come dire, molto incentivati dagli uffici scolastici regionali a occuparsi eminentemente di didattica o di formazione dei docenti. Il tema che viene affrontato oggi è pillole di classe capovolta. Ovviamente non entro nello specifico perché sarà oggetto dell'intervento. Chiedo alla nostra relatrice, generalmente gli incontri precedenti sono durati circa un'ora e mezza, 2 ore. Interrompiamo, facciamo una salva di domande o aspettiamo la fine? Allora, io ho preparato un piccolo compito da far fare alle corsiste e ai corsisti, perché non si può parlare di classe capovolta in modo solo frontale. E quindi a un certo punto, con l'aiuto di Antonio, metteremo in delle breakout rooms, in delle stanze virtuali, tutti i partecipanti, vi ritroverete in gruppi di 5, avrete un piccolo compito da fare entro 30 minuti, diciamo, tutto compreso. Poi ritorniamo, chiaramente non potremo in plenaria sentire tutti i compiti, però diciamo che è un modo per capire operativamente come si può attuare la classe capovolta. Beh, visto che il tempo è poco, mi sembra il modo più pratico e utile. E poi dopo io aggiungerò delle cose, quindi faccio una prima parte introduttiva, poi facciamo questo compito, poi aggiungo delle cose a chiosa, diciamo, di quello che è stato fatto e poi mi potete chiedere quello che volete, naturalmente. Bene, ecco, se qualcuno pensava di fare come gli studenti, di accendere il collegamento e poi defilarsi, sarà sgamato in questa fase che seguirà. Quindi, no, anzi, gireremo per le stanze a controllare. Appunto, andremo a vedere nelle stanze chi c'è. Bene, direi che vi ricordo che tutta l'operazione viene registrata, quindi poi finirà nei nostri canali YouTube, può essere d'aiuto sia a chi ha partecipato per vedere alcuni passaggi, ma anche a chi non ha potuto partecipare e ascoltare l'incontro e quindi poi insomma può godere di questi interventi. A questo punto io darei la parola alla nostra relatrice e le auguro buona relazione. Scusa Giampiere e scusa Francesca, aggiungo una cosa. Come le altre volte, chi volesse fare delle domande le scrive in chat. Ecco. Questa volta le scrive a me o a tutti in modo che io veda o a me. Ecco, che io dopo le riporterò alla relatrice. Grazie. Allora,
Allora, intanto grazie davvero anche della presentazione e grazie dell'invito e della fiducia. Spero di, insomma, di riuscire a dirvi delle cose utili. Condivido subito lo schermo. Vedete? Allora, ho fatto una piccola presentazione. Non ho resistito dallo scegliere questa immagine vera di una mia vecchia quinta venuta nella casa di campagna a fare l'ultimo ripasso prima della maturità, un anno in cui io ero esterna, perché insomma in questo momento, no? Non so, che siamo tutti così separati, mi ha consolato pensare a questa occasione dove in verità un po' di modalità, diciamo, di protocollo Covid c'era perché eravamo tutti all'aperto, però insomma in presenza e essendoci potuti spostare oltre comune, insomma in un'altra situazione. Detto questo, iniziamo. Avevo messo una mia piccola presentazione, ma insomma ringrazio perché è stato detto già praticamente tutto. Io nasco appunto, si è detto, mi sono occupata di storia soprattutto relativamente alla santità. È vero, io nasco come antichista, sono un po' un'infiltrata nel mondo della storia contemporanea, che pure mi ha sempre interessato, e collaboro da anni con una rivista di storia delle donne. E mi è sempre interessata tantissimo la didattica e adesso sono in distacco presso l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Mi sono formata negli anni scorsi, anni fa, sulla metodologia della classe capovolta con l'associazione Flipnet, che è un po' l'associazione che ha, diciamo, lanciato la classe capovolta in Italia, e sono diventata anche formatrice, ho fatto anche con loro delle formazioni. E in questo momento invece mi sto occupando di altro, sto lavorando sull'educazione civica a partire dalle nuove linee guida MIUR che tutti conoscete, e quindi sto lavorando su tutt'altro, cioè su Costituzione, sostenibilità, Agenda 2030 e tantissimo ora sull'alfabetizzazione digitale. E mi piace pensare, appunto, da antichista mantengo un piccolo verso di Solone, che invecchio imparando sempre molte cose e anche facendo imparare, speriamo, insomma. E a parte invecchio, perché a scuola rimaniamo sempre giovani, no? Io penso di sì. Detto questo, allora, cos'è la classe capovolta? Alcune cose già le saprete. Diciamo che normalmente anche questa idea di capovolgimento la si indica rispetto al tempo, al fattore del tempo. Quindi è una metodologia didattica che si propone di rovesciare la classica gestione del tempo a scuola. Il tempo tradizionale normalmente prevederebbe che c'è una spiegazione in classe, una rielaborazione individuale a casa e poi una riproposizione tramite compito o interrogazione in classe di quanto si è appreso. Nel tempo capovolta bisognerebbe appunto invertire questi passaggi. Quindi la spiegazione dovrebbe avvenire a casa, solitamente tramite video o materiali condivisi dal docente con i propri studenti e le proprie studenti. In classe c'è poi una ripresa in modalità cooperativa di quanto si è appreso e sempre in classe poi, non tutte le volte naturalmente, ma in dei momenti topici all'interno della programmazione, c'è una rielaborazione e una vera appropriazione da parte, ci dovrebbe essere, insomma, dello studente e della studente di quanto appreso attraverso il compito autentico. Ora però, scusate, ora però la questione che riguarda il semplice tempo naturalmente è una questione in verità marginale rispetto a quello che davvero, cioè l'obiettivo, diciamo, della classe a capovolta è ben più ambizioso e non è semplicemente quello di gestire il tempo, anche se naturalmente l'idea è quella di liberare il tempo scuola, cioè, e questa è già un'idea importante, renderlo un tempo, il tempo in cui stiamo in classe, in cui le studenti e gli studenti non sono passivi ma sono attivi sempre e fanno sempre qualcosa. Questa è già una prima parte, è importante perché sappiamo che la concentrazione delle ragazze e dei ragazzi è limitata. In alcune fasce d'età, penso alla scuola secondaria di primo grado, limitatissima, ancora meno che alla primaria.
Ma insomma anche al liceo 20 minuti ci dicono, no? Gli studi come tempo massimo. Noi spesso chiediamo alle studenti e agli studenti, a volte appunto in una mattinata di spiegazioni, di stare attenti quanto tempo, no? E quanto ne reggeremmo noi, che pure, insomma. E appunto l'idea è quella intanto di liberare il tempo che si sta in classe, non per essere passivi e quindi fare che c'è il gruppo che segue e che seguirebbe comunque qualsiasi cosa noi facessimo, ma poi spesso c'è appunto chi guarda il telefonino sotto il banco, chi fa la battaglia navale con il compagno, chi si distrae, chi chiacchiera, chi fa un videogioco. E invece di fare in modo che il tempo che si sta in classe si possa usufruire stando tutto il tempo attivi, operativi, insieme, sempre in modalità cooperativa. Ma poi il compito in verità che si propone, l'obiettivo è decisamente ancora più ambizioso di questo, che riguarda naturalmente la tassonomia, la classica tassonomia di Bloom, per cui appunto la classe capovolta si proporrebbe di lasciare alla parte in cui lo studente è a casa da solo le operazioni di capire e ricordare, va bene, le operazioni diciamo più mnemoniche e meccaniche, e tutte le fasi successive, applicare, analizzare, dare valutazioni e anche la fase creativa della vera rielaborazione dovrebbero avvenire invece in classe. Per fare questo, in questo caso partiamo dal fondo, dal fondo della lezione della capovolta, cioè capovolgiamo anche noi i passaggi con cui si fa una lezione capovolta e passiamo dall'ultimo elemento che è il vero cuore della classe capovolta, cioè il compito autentico. Perché è il vero cuore della classe capovolta? Perché è nel compito autentico, solo nel compito autentico, che si possono mettere in atto gli ultimi step della tassonomia di Bloom. Quindi se l'obiettivo è creare un apprendimento significativo che raggiunga anche i gradi più alti della rielaborazione autonoma, e allora il centro di tutto è la parte del compito autentico. Quindi cercheremo di capire cos'è un compito autentico, di fare un compito autentico, anche di capire come potrete farlo voi. Il compito autentico e la tassonomia di Bloom rimandano a un'altra parola che insomma ormai in questi anni se ne è parlato tantissimo, immagino che a qualcuno o qualcuna potrà venire anche un senso quasi di, diciamo, di nausea, perché queste competenze insomma ce le siamo sentite dire e ridire in tutte le lingue, in tutte le salse, e qui vi ho messo, però insomma naturalmente anche qui siamo nel sugo di tutta la storia, no? Come si raggiungono gli ultimi gradi, naturalmente lavorando sull'acquisizione di competenze. Qui vi ho messo l'ultima versione, sapete ce ne sono state varie, delle famose 8 competenze chiave europee, quelle recepite, quelle del maggio del 2018, a cui poi sapete vanno aggiunte le competenze trasversali, le soft skills di relazione con sé e con gli altri, di imprenditorialità e di cittadinanza, che valgono come collante, diciamo. Anche se guardiamo poi la spiegazione delle singole nel documento che si trova reperibilissimo online, delle nuove competenze chiave europee, per esempio, vediamo anche già da dove vengono le nuove linee guida del MIUR sulla cittadinanza, per dire. Però ecco, in questa parola che è così direi usata, strausata, anche un po' abusata, io vi chiederei di fermarvi un secondo e ognuno prova a dare una definizione, veramente un minuto, se ci pensiamo come definiremmo questa competenza, perché si danno tante definizioni, no? Ci insegnano fin da, insomma, da sempre che ci sono le conoscenze, le abilità e le competenze, ma questa competenza davvero, che cosa è per voi? Come la intendete? Come la definireste? Cioè, pensate a una definizione che risponda alla vostra idea di livello più alto di apprendimento, ecco. Vi lascio un secondo.
mentre ci pensate. E se più o meno ci avete pensato, io vi do la mia definizione, e in verità non è proprio mia, diciamo, è la definizione che insomma alla fine a cui sono arrivata grazie anche alle riflessioni fatte a scuola con le colleghe e i colleghi, dopo la partecipazione a progetti anche europei, insomma alla fine, ah no, scusate, devo fare questa operazione per vederla, che è questa. La competenza mi soddisfa, ma non è una definizione esaustiva, naturalmente. È ciò che posso e so fare con ciò che so e ciò che sono. Quindi ciò che io sono in grado, quindi anche le abilità, e so le conoscenze fare, sempre il mondo dell'abilità, con quello che ho appreso, ma anche con ciò che io sono, cioè la competenza è quando l'apprendimento modifica, diventa parte integrante non di ciò che io so, ma di ciò che io sono. E lo sappiamo che anche, vale anche per l'insegnamento questo, no? Cioè è una modifica radicale di quello che noi siamo e quando entra a far parte di noi. E qui chiaramente come lo si raggiunge questo tipo di apprendimento? Non è proprio, diciamo che è una sfida non da poco, no? E non entro sul fatto che adesso stiamo affrontando questa sfida per chi è alle superiori in modalità a distanza. Allora, se vi farei vedere 5 minuti di un video di un intervento di Daniela Lucangeli, una neuroscienziata che ora conoscete perché nel frattempo probabilmente è diventata abbastanza famosa. Quando io ho visto questo intervento anni fa, al primo incontro dell'associazione Flipnet, uno dei primi convegni a cui ero andata, sinceramente mi colpì abbastanza. Vediamo se mi riesce. È un ribollitore biochimico in cui ogni millesimo... Allora aspettate. 11. Ecco. Posso farcela a dirvi tutto in ordine. La prima cosa che vi dico, far male cognitivamente che cosa significa? Aspetta che ritorno alla diapositiva del benessere e malessere. C'è scritto variabili cognitive, qualità e quantità di carico. Questa è una cosa che vi devo proprio dire. Vi ricordate che Pennacca a un certo punto ha scritto che la scuola rischia di fare come l'ingozzamento del collo delle anatre, e su questo c'è una visione poetica bellissima, ma non è una visione poetica, è una visione che corrisponde a livello scientifico di come funzionano i nostri meccanismi di gestione delle informazioni. Innanzitutto insegnare significa insegno, metto un segno in, non sostituisco e non ingozzo, ci siamo? Quindi io metto un segno. Adesso cerchiamo di spiegarci sul carico cognitivo andando a capire come funziona l'apprendere e l'apprendere ad apprendere. Io qui vado veloce prima che mi suoni la tibetana perché sennò perdo troppo. Allora, ai miei studenti lo spiego così. Andate per immagini. Il cervello è un ribollitore biochimico in cui ogni millesimo di secondo noi produciamo Hertz, energia. Questa energia attraverso il sistema nervoso periferico scende e irradia tutto il sistema nervoso che entra dentro la struttura muscolare e fa sì che l'informazione bioelettrica dica al corpo cosa agire, sentire, reagire. Quindi se voi ora state così è perché il vostro cervello sta mandando al vostro periferico tutta una serie di informazioni che sono cognitive ma non soltanto. Partiamo dalle cognitive. Come elabora le cognitive il nostro cervello? Con 3 direzioni. Una prima direzione è quando deve prendere dall'esterno tutto ciò che non ha ancora.
Questa è una direzione che va da fuori a dentro. Quando noi impariamo cose nuove, la direzione va da fuori a dentro. Voi ora siete in una situazione da fuori a dentro. Io invece sono in una situazione da dentro a fuori, cioè mentre voi imparate cose nuove, io spero, io devo dare a voi ciò che sto pensando, individualizzandolo e personalizzandolo alle caratteristiche del gruppo vivente che è qui in questo momento. Quindi abbiamo due direzioni, una porta dentro e una porta fuori, apprendere e pensare, ma non è questo il potere creativo del cervello, e mi collego alla seconda bellissima relazione o terza bellissima relazione. Il potere creativo del cervello non sta nel portare dentro, perché quella è assimilazione, non sta nel portare fuori, perché quello è prodotto già determinato e creato, ma sta nel meccanismo fondamentale che è il da dentro a dentro. Il da dentro a dentro, dice Fisher, neurofisiologo di Harvard, rappresenta la capacità dei nostri neuroni di prendere quello che sei tu, collegarlo a quello che sono io, non so, ma sono io, selezionare le informazioni, buttare quelle non pertinenti e che fanno progredire e ricollegare in un nuovo sapere che non è più quello che è entrato, ma è qualcosa di completamente arricchito di me, che si riprodurrà entrando nel circolo. Ma sentite che miracolo! È il pensiero, è l'intelligenza sociale, in cui nessuno di noi è intelligente senza l'altro. E l'intelligenza sociale è questo flusso che non è intelligenza, ma intelligere, cioè porto dentro, trasformo e ricostruisco arricchito di me. Ora, se la scuola adopera un modello in cui io ti insegno, tu apprendi, io verifico, che ti insegno, che apprendi, che verifico, che ti insegno, che apprendi, che verifico, noi rendiamo plastiche solo le funzioni che riguardano da fuori a dentro, da fuori a dentro, da fuori a dentro, da fuori a dentro, cioè l'apprendimento passivo a breve termine. Il cervello impara ad imparare l'apprendimento passivo a breve termine, che è quello dell'ingozzamento delle anatre. Siccome il cervello non è stato creato, pensato, disegnato per l'ingozzamento, è intelligente e sputa fuori in breve tempo, perché altrimenti non si libera per tutto lo spazio necessario agli apprendimenti successivi. Mi sto spiegando bene? Perché allora, sì, mi piaceva questa storia del fuori, dentro, dentro, fuori e del da dentro a dentro, perché in verità la classe capovolta, che poi ci riesca o non ci riesca, questo insomma ognuno di noi lo verificherà o proverà insomma quale tipo di didattica riesca, però diciamo l'obiettivo che si pone non è solo quello della gestione del tempo e di cambiare diciamo i momenti, ma è piuttosto questo, no? Di stimolare un apprendimento che interrompa la catena di insegno e tu mi ripeti, io spiego e poi verifico, che oltretutto lo sappiamo benissimo, si fonda su un tipo particolare di performance nella quale alcuni sono molto bravi e altri no, ma è un tipo di performance che spesso non dice molto, soprattutto per esempio l'interrogazione, la classica interrogazione orale, insomma un tipo di performance che a volte non dice nemmeno tutto dell'apprendimento, no? Ma dice molto di come quella persona si trova a parlare in pubblico, a rispondere se è incalzato, a quale stile cognitivo ha, a quale parte del cervello utilizza di più. Chiaramente non può essere questo. Oltretutto questa questione, mi fermo un secondo per arricchirla, perché Daniela Lucangeli lì qui parlava solo di un modello di scuola che tende al sovraccarico, però noi abbiamo un problema in più e diceva che il cervello non è fatto per questo, non è fatto per essere ingozzato come le oche. Ora noi tutte e tutti, e i nostri ragazzi e le nostre ragazze, a volte anche più di noi, ma non è detto, i nostri cervelli sono tutti oche da patè in questo momento perché viviamo nella società della sovrabbondanza informativa.
siamo bombardati da troppe informazioni. Questo significa che siamo stimolati a una lettura sempre superficiale e a non attivare mai la memoria a lungo termine e il pensiero profondo. E non so se qualcuno di voi ha letto, per esempio, un libro che è andato molto, che parla proprio di questo, quello di Marianne Wolf, Lettore vieni a casa, ma ce ne sono molti, insomma. Appunto, gli studi ci dicono che noi tutti in questo momento abbiamo dei cervelli in stato di oche ingozzate, e questo impedisce, una cosa piccola, impedisce quasi niente, lo sviluppo del pensiero critico, del pensiero profondo. Cioè, oltre al fatto che dimentichiamo, quindi che attiviamo solo una memoria a breve termine, perché la memoria a lungo termine non si attiva se lo stimolo è troppo, cioè se noi chiediamo al cervello di processare troppe informazioni, come gli chiediamo continuamente, e oltre al fatto che facciamo riposare i nostri cervelli ormai pochissimo, perché i momenti vuoti stiamo spesso al telefonino, leggiamo un articolo, guardiamo qualcosa, un video, così, e anche questo limita molto, no? La capacità di ricaricare e di riprocessare delle informazioni del nostro cervello. Quindi, oltre a tutto questo problema è un problema reale, perché immagino che tutti noi vogliamo creare un apprendimento significativo. E quindi la classe capovolta cerca di rispondere, è una delle metodologie che cercano di rispondere a questa problematica, che è la nostra problematica, insomma, no? Come faccio a provare a attuare su larga scala, chiaramente, non parliamo mai di quei 4 studenti che appunto che abbiamo, soprattutto, insomma, io insegno nei licei, ho insegnato nei licei, quei 4 studenti che imparerebbero in qualsiasi condizione, anche se io non facessi niente, diciamo, ma soprattutto per tutte le altre e tutti gli altri, cerca di rispondere a questa domanda: come stimoliamo questo processo da dentro a dentro? Cioè un processo in cui il cervello si deve fermare, sostare un po' nel pensiero, smettere di andare in superficie e di schizzare da una parte all'altra come schegge impazzite, e rielaborare, prendersi il tempo perché quello che so diventi anche quello che sono, appunto. Alla luce di questo, che io non so, chiaramente siete tantissime e tantissimi, io non vi conoscevo, non conosco chi siete, le vostre storie, i vostri percorsi, quindi magari molti di voi in questo sono molto più esperti di me. Io mi sono permessa di farlo dire a Daniela Lucangeli perché non ho naturalmente le competenze neuroscientifiche per fare io un ragionamento di questo tipo, però dicevo, rispetto alla definizione di competenza, no, che a cui vi eravate risposti all'inizio, chiediamoci se la manterreste uguale alla luce di questo, no? Perché io penso che che per esempio la capacità di attivare il pensiero profondo debba essere una cosa che entra, no, nella competenza, e tanto più oggi con le problematiche che abbiamo legate all'iperconnessione e al benessere digitale. A questo punto io vi farei entrare proprio dirette e diretti nel cuore della classe capovolta, e vi farei fare, partiamo anche qui sempre in modo capovolto, cioè non è che prima vi spiego com'è un compito autentico e poi ve lo faccio fare, ma rigorosamente capovolti, quindi stiamo partendo dalla fine, stiamo parlando di classe capovolta, partendo dalla fine dell'unità didattica della classe capovolta, e lo facciamo cominciando a farlo prima di sapere come si fa. Quindi non potrete dire che non avete avuto una formazione capovolta, se non altro. E a questo punto io vi chiedo di svolgere a gruppi un compito autentico. Io ho scelto, tra i compiti autentici che avevo a disposizione, ho scelto un testo che ho immaginato che insomma in un modo o nell'altro tutti hanno conosciuto nella loro vita, che è allora, il testo è questo, e vi spiego anche quello che vi sarà chiesto di fare, ma lo troverete in 2 file che vi saranno inviati nella chat. E poi vi mettiamo in queste stanze virtuali. Dunque, dovrete rileggere il manifesto, la prima parte del manifesto del futurismo, e poi, nello stesso stile,
ma quali caratteristiche dovrà avere il vostro nuovo manifesto ci sarà scritto nella checklist che vi sarà data del compito autentico. Vi chiedo a gruppi di 5, così in modo anche scherzoso, leggero, cercando però di rispondere, di prendere tutto il punteggio possibile, dovrete voi scrivere un manifesto, non del futurismo, perché il futurismo quello è stato già scritto naturalmente, e scrivete il manifesto della nuova scuola che volete. E adesso con questa DAD io immagino che insomma ci siano la pars destruens non dovrebbe essere difficilissima, diciamo, in questo momento di sovraccarico. E quindi vi chiedo di scrivere appunto un piccolo manifesto che ricalchi nelle modalità, nello stile, nella volontà di essere avanguardia, quindi di essere anche dirompente e provocatorio, che ricalchi il manifesto futurista. Questo non importa, ecco no, basta, questo lo vediamo dopo, quindi esco dalla presentazione, ritorno a vedervi, non vi vedevo più per vedere come state, se ci siete ancora o se avete pensato che sono pazza e siete fuggiti. Allora, trovate nella chat il manifesto del futurismo, il pezzettino, insomma, quello che c'è in tutte le antologie del mondo che avrete già letto a seconda di cosa insegnate, centinaia e centinaia di volte o un po' meno. E poi c'è il compito autentico. Scaricatevi questi documenti subito, che vi mettiamo così nelle stanze dove vi rileggete e potete comporre insieme. Fatelo con leggerezza naturalmente, utilizziamo sempre in questo periodo, niente ci serve di più di una calviniana leggerezza, diciamo. E poi dopo qualcuno ne leggiamo naturalmente, poi però vi faccio vedere altre cose. Siete riusciti, qualche gruppo è riuscito a scrivere qualcosa che ci possa dire? Allora, potete aprire i microfoni, però ovviamente magari se vi prenotate prima in chat, non so, o sollevate la manina, non so cosa vedete. Sì, leggeteci qualcosa, poi vi faccio vedere quello che hanno scritto i ragazzi. C'è qualcuno che vuole parlare? Via, per favore. Altrimenti dobbiamo interrogare noi, scegliere noi. Sì, Gianluca. Un apprendimento. C'è Monica Giacomin che dice che non vede la chat di tutti, ma solo i nomi degli organizzatori. Allora la chat... Adesso ho dato l'input per la riapertura di tutti i microfoni, quindi ho chiesto a tutti di riattivare, infatti vedo Ermanno. Ma credo che il suo problema sia una rete sua. Per quanto riguarda la chat, resta l'opzione del messaggio solo a chi organizza, in modo tale da non creare poi particolari problemi. È che stavo giusto consegnando il lavoro. È bellissimo sto corso, mi sto proprio divertendo un sacco, guarda che figata. Abbiamo fatto il manifesto futurista. Allora, allora vogliamo sentire. Il pericolo del microfono è questo, non so se sta parlando con noi. Matteo Campi. Comunque lo vogliamo sentire questo testo a questo punto, no? Ernesto Perillo vorrebbe intervenire. Bene. Sì, noi non riuscivamo a condividere le cose in chat. Adesso abbiamo fatto il manifesto della scuola che vogliamo. Allora facciamo una cosa, mettiamo la visualizzazione oratore in modo tale che chi prende la parola lo vediamo se non si capisce niente. Perillo, prego. Sì, buonasera a tutte e a tutti. No, allora io facevo parte della stanza numero 4, eravamo 6 persone e non siamo riusciti a concludere, diciamo, tutte le consegne, eccetera. Non so se posso condividere quello che abbiamo prodotto oppure lo devo leggere. Da questo momento può condividere. In basso. Sì. Si legge? Sì.
Sì. Lo leggo, insomma, per far presto, perché quindi il risultato è sostanzialmente un elenco di punti dove stavamo ragionando su come poi organizzarlo linguisticamente, ma non ci siamo arrivati. Allora, il titolo potrebbe essere Una scuola che non è solo dentro la scuola, manifesto per un'altra scuola. E siamo andati per punti, vi leggo: una scuola inedita, non scuola passiva ma attiva, una scuola delle domande, non solo delle risposte, una scuola che non è solo dentro la scuola, riprende il titolo, non scuola a settori ma globale, insegnare meno, insegnare meglio, una scuola laboratorio, una scuola connessa, una scuola per tutte e per tutti, una scuola sui generis, facendo riferimento al discorso di genere, una scuola capace di accogliere le fragilità, le periferie e le marginalità, una scuola lenta e non violenta, una scuola capace di presente, di memoria e di futuro. Bene, grazie. Io allora vi invito tutte e tutti, avevate visto che insieme c'era il manifesto, poi c'era il file con una checklist. Quella checklist a punti appunto deve servire perché appunto perché intanto lo studente e la studente sappia prima di iniziare il lavoro su cosa sarà valutata, e questo è un elemento molto importante. È un elemento importante in generale della valutazione, non solo nella classe capovolta, naturalmente. Chiunque di noi abbia fatto una formazione sulla valutazione sa che questo è il primo punto, insomma, no? Essere molto chiari e molto espliciti su cosa è che viene valutato e su cosa vogliamo che esca fuori da quel compito che diamo. La checklist nel compito autentico ha la funzione proprio di permettere anche alle ragazze e ai ragazzi di autovalutare il compito che hanno prodotto. Chiaramente alcune cose poi non tutto è ugualmente oggettivo, però bisogna cercare anche, appunto, senza pretendere di raggiungere una oggettività che su alcune discipline naturalmente, no, da dare. Però insomma il più possibile questa divisione e frammentazione in una lista deve permettere che ognuno possa valutare, no? Per esempio qui faccio per dire, insomma, non è perché voglio dare un voto naturalmente. Naturalmente c'erano i punti, erano quasi tutti positivi, mancava una parte negativa di attacco, no? Come il manifesto futurista, appunto, e mancava lo stile, naturalmente, con la riflessione in fondo più lunga, eccetera. Però uno nel frattempo ha preso il punto per il tempo, che faccio per dire, nel compito autentico i ragazzi devono poter scegliere se per esempio consegnano un po' in ritardo e perdono quel punto perché finiscono un elemento più importante, curano lo stile o il lessico rendendolo più simile e magari di punti ne prendono 3. Chiaramente la sì. No, chiedo scusa, pensavo avessi finito. Patrizia Fava vorrebbe leggere il lavoro del gruppo. Prego. Patrizia? Se ci sente Patrizia Fava, può aprire il microfono. Non si apre. Oh no. È un mondo difficile. Detta. Avete tutti la possibilità di aprirli, li abbiamo aperti a tutti, quindi dovete semplicemente andare sulla funzione audio in basso a sinistra, nella barra in basso. C'era qualcuno nel gruppo con Patrizia Fava che in qualche modo può condividere, mentre Patrizia... Posso leggere un messaggio che non capisco da Enrica Pontani? Sì. Stanza 8 ha cercato di rispettare alcune indicazioni della checklist. Se ce lo vuole leggere la stanza 8? Eccomi. Felicissime. Un attimo.
Sì, sono qua, adesso si è attivato l'audio. Ok, Patrizia Fava c'è, quindi cosa facciamo? Facciamo dopo. Facciamo dopo. Patrizia, sei Prego. a stanza? Sì, sono in stanza 22. Ok, allora poi dopo sentiamo la stanza Però 8. non condivido perché abbiamo fatto una cosa scritta Va a bene, va mano, quindi benissimo. leggiamo. Allora, noi ci siamo un po', abbiamo cercato di concludere il lavoro, abbiamo puntato più sul testo, il titolo ci è venuto un po' banale, il manifesto della scuola felice, ma abbiamo messo punto 1, noi vogliamo una scuola felice, coraggiosa, capace di osare. 2, vogliamo ribellarci alla noia. 3, la scuola finora ha ingozzato le oche. Noi ha ingozzato le oche. 4, noi vogliamo ragazzi attori protagonisti. 5, vogliamo insegnanti facilitatori, non dittatori. 6, è arrivato il momento di svegliare le menti assopite. 7, distruggiamo la cattedra, spostiamo i banchi e basta alle file. Vogliamo aule colorate, accoglienti, dinamiche. 8, basta programmi ingolfati, bruciamo la burocrazia, apriamo le finestre alla creatività. È dall'Italia che lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di rivoluzione incendiaria perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di prof noiosi, pedanti, freddi e distaccati. La nostra scuola è fatta di ragazzi protagonisti, attivi, creativi e per questo felice. Ho finito. È chiaro da questa lettura qual è l'obiettivo, no, che si vuole raggiungere. I docenti della stanza 22, insomma, hanno capito perfettamente cos'è un manifesto, cos'è avanguardia, cosa vuol dire agire un'operazione di rottura rispetto alla tradizione del passato, e hanno anche saputo dominare uno stile particolare, eccetera, e quindi l'obiettivo è raggiunto, no? E la checklist è rispettata, peraltro. Grazie. C'era la famosa stanza 8, Enrica Pantani dovrebbe aver acceso adesso. Salve a tutti, mi sentite? Sì? Erika, no, scusa. Sì, ecco, no, Erika. Dopo aver ascoltato la stanza 22, vabbè, noi, infatti io sono intervenuta perché la relatrice ha parlato del rispetto di alcuni punti della checklist, cioè prima di andare a guardare cosa richiede il compito autentico e poi di cercare di svolgerlo, che è un po' quello che si cerca di fare anche con gli alunni. Quando per esempio si legge un brano si dice vai prima a vedere quali sono le consegne, dopodiché inizi a leggere, così almeno sai già dove focalizzarti, perlomeno io faccio così, insomma. Comunque ecco, è una riduzione di quello che hanno detto la stanza 22, comunque se volete ve la leggo, è molto breve. Stanza 8 ha prodotto questo. Allora, abbiamo dato il titolo La nuova scuola vi sorprenderà e poi abbiamo scritto questo breve testo. Noi auspichiamo una nuova scuola sulle macerie di quella vecchia. Bisogna che l'insegnante si prodighi con la classe capovolta per aumentare l'entusiastico fervore degli studenti dormienti. Basta con l'acquisizione meccanica, basta con lo studio mnemonico, basta con la scuola vacca da mungere. Noi vogliamo distruggere le classi pollaio e banchi a rotelle. Il trasporto delle idee non può essere fermato dai mezzi di trasporto. E ci siamo fermati perché siamo stati buttati fuori dalla stanza. È arrivata la funzione espulsione dalla stanza. Esatto. No, stanza 8. Dalla stanza 8. Sì. Va bene. Grazie. Grazie davvero, colleghe e colleghi. Vi faccio vedere. Sì? Scusami, c'è un... Sono molto anziano, lo so. C'è Gianluca che vorrebbe parlare, abbiamo tempo ancora, un altro gruppo? Sì. Allora Gianluca Capristo, se non sbaglio. Gianluca? Stanza 16. Microfono, ok. Diciamo che se tu sei anziano e io sono giovane, come la vogliamo mettere? Giocare ancora a calcio? Va bene, allora noi siamo alla stanza 16, abbiamo elaborato questo decalogo, no, manifesto. Le colleghe si sono calate molto nella parte e quindi ne è venuto fuori, ve lo presento un minuto.
è venuto fuori praticamente, eccolo qua, ok? Un prodotto molto simile, di rottura nel vero senso della parola, sia come punteggiatura, no? Che sia come idee. Quindi Avanscuola è il titolo, vogliamo far cantare la voce degli studenti, sicuriamo l'uso dei telefonini e delle chat, leghiamo il becco alle chat e tarpiamo le ali alle SMS, che alzino le frondi e guardino da un'altra parte, leggere, leggere, rovesciamo la prospettiva, facciamo i banchi. E questo era un po' sulla innovazione andante, se la possiamo definire così. Ok. Bene, allora se vi va bene vi faccio vedere due cose, vi riprendo intanto che cosa è un compito autentico. Bene, che ve lo dico dopo appunto. Le caratteristiche principali sono che deve essere pensato per una classe specifica, per una scuola, anno, deve essere adatto alla numerosità del gruppo, alle caratteristiche del gruppo classe in generale, agli obiettivi di apprendimento prefissati. E questo, vabbè, era da immaginare. Dovrebbe essere riferibile a un contesto di vita reale, consentendo una pluralità di soluzioni. Ora voi mi direte, non è che uno tutti i giorni scrive manifesti, ma perché no, insomma, forse qualche... in ogni caso, qui ci si immedesima, no, in una cosa che è esistita nella scrittura appunto di manifesti. Deve essere prodotto da una consegna chiara e particolareggiata. Deve essere corredato da una checklist, scritta in linguaggio semplice, così da consentire una pianificazione chiara e un'autovalutazione da parte dello studente. Questa valutazione deve consentire di misurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e l'attività nel suo complesso deve essere terminabile in meno di 2 ore. Cioè nella lezione, se uno ha solo un'ora e non ha mai 2 ore di seguito, deve essere un'attività pensata per 1 ora. Questo naturalmente è un limite, però va svolta, deve iniziare e finire in classe. Non si rimanda dopo a casa assolutamente. E vi faccio vedere cosa avevano fatto i ragazzi. Oh, scusate un attimo, perché devo uscire da qui e riprendere invece questo. Scusate, pensavo che ci fosse già, invece no. E adesso invece c'è. Allora vediamo se ora me lo dà. Eccolo. Lo vedete? Allora, di solito la lezione capovolta, appunto, normalmente quello che nella modalità più classica, diciamo, si consiglia ai docenti e alle docenti di avere un sito dove si mettono tutti i materiali e dove gli studenti possono andare a vederli. Io personalmente questo sito l'ho fatto quando mi è stato chiesto di farlo e poi ne ho fatti diversi per documentare via via i lavori svolti. Spesso faccio un sito per la classe, insegnando anche a loro come farlo, dove magari possono rimanere a loro i materiali, alcuni lavori che facciamo durante l'anno, però non lo faccio per me, non lo uso davvero a fini didattici, diciamo, come dice la classe capovolta, uso la classe virtuale da tanti anni, ora quasi tutti hanno Classroom, io prima usavo Edmodo anni fa, ma insomma uso piuttosto la classe virtuale. Come andrebbe strutturata l'unità didattica? Quindi ci avrebbe sempre una parte, naturalmente noi pensiamo che la parte della spiegazione i ragazzi la fanno da soli e quindi c'è una parte di introduzione e di attivazione delle famose preconoscenze. Io qui l'avevo fatta tutta sulla parola futuro. Avevo chiesto a loro che cosa evocava, no? Questa parola, questo movimento appunto futurismo, che cosa rappresenta il futuro per loro, se è più una speranza o una minaccia, insomma se ne parla tanto di futuro, chissà adesso, no? Rispetto a quando ho fatto questo compito, in questo momento per esempio le risposte potrebbero anche essere diverse o comunque influenzate per esempio, no? Dalla pandemia che stiamo vivendo.
e avevo chiesto loro di scrivere 5 parole legate al futuro che venivano loro in mente, e poi avevo detto ma secondo voi se un gruppo di artisti, scultori, pittori sceglie di dare al proprio movimento il nome di futurismo, di futuristi, che cosa vorrebbero fare, che cosa cercheranno di dire? E poi inserito c'era un piccolo video didattico. Vi faccio vedere appena un pezzettino perché... Salve a tutte e a tutti, buonasera. Come avete capito, stasera parliamo del futurismo. Facciamo un'introduzione. Vediamo quindi intanto che cos'è il futurismo. Il futurismo è uno dei principali movimenti di avanguardia, delle avanguardie artistiche dell'inizio del Novecento. Per capire questo movimento partiamo da 3 parole chiave che speriamo ci aiutino a capire meglio. La prima parola che vorrei prendere in considerazione è avanguardia. La seconda parola che prenderemo in considerazione sarà manifesto. E la terza è futurismo, il futuro. Cosa c'entra il futuro? Ecco, appunto avete visto che avevo già la lezione, l'avevo incentrata appunto su questi elementi di appunto avanguardia, quindi rottura, quindi questa parola mutuata dal linguaggio militare perché, che cosa vuol dire, sul manifesto naturalmente, e poi sul futuro, sull'idea di futuro. Sempre a casa, ragazze e ragazzi avevano poi delle domande dopo aver visto la lezione. Chiaramente poi c'è stata una lezione nel mezzo in cui in classe abbiamo parlato di cos'era il futurismo e abbiamo letto i manifesti futuristi. E poi dopo, invece, il compito autentico. Avevano letto le ragazze e i ragazzi sia il manifesto del futurismo che quello della letteratura futurista, che sono sempre. Questa è la scheda con la checklist. Qui c'è la descrizione completa dell'attività e qui appunto ci sono i manifesti che loro avevano prodotto, no? Per esempio, non so, vediamo se ve li fa vedere o no. Sì, vediamo. Non so, il rispetto, la collaborazione e la fiducia saranno i principi alla base del rapporto fra studenti e professori. Noi rifiutiamo ogni tipo di discriminazione, devono essere valutati in maniera oggettiva. Aboliamo il voto come criterio di giudizio personale, eccetera. Insomma, la scuola fino ad oggi ha promosso un tipo di lezione frontale favorendo l'immobilità del pensiero e un apprendimento prettamente mnemonico. Noi vogliamo che la lezione si svolga tramite lavori a gruppi per permettere la condivisione delle idee. E vi faccio leggere uno perché è carino, perché c'era anche, potevano anche fondare un nuovo movimento letterario e quindi hanno creato questa letteratura assolutista in cui appunto bisogna annullare l'uso del sostantivo, si usi il verbo sempre coniugato all'infinito, accostato al massimo all'aggettivo, si utilizzi un'aggettivazione sempre minore nelle frasi e nei periodi, poiché essa contribuisce a ingabbiare un concetto, definendone i limiti e le qualità. L'avverbio assume forma assoluta, prendendo non più connotato spaziale o temporale, ma unisca le categorie, quindi una unica categoria di immaginazione, si deve abolire la punteggiatura, fatta eccezione per il punto fermo, perché dà idea assoluta. Stai andando? E poi appunto il nostro obiettivo è di eliminare il pensiero specifico, di reindirizzarlo verso il pensiero generale, l'idea assoluta. Noi riporteremo il pensiero al suo stadio originario, liberandolo da ogni categorizzazione e da ogni particolarizzazione al fine di esprimerlo nella sua infinita libertà. Ecco, questo mi sembra più o meno, questo è stato il lavoro, quindi alla fine i manifesti, chiaramente appunto ci sono anche gli altri, i manifesti sono riusciti. Devo dire che un'altra cosa che poi abbiamo fatto insieme e che io spesso faccio con i compiti autentici, soprattutto con i ragazzi più grandi e soprattutto la prima volta, che poi abbiamo fatto un debriefing, cioè abbiamo riguardato rispetto ai lavori che erano usciti le checklist e abbiamo discusso insieme se quella checklist funzionava o non funzionava. Questo perché è normale che la checklist che vi fate da soli a casa
poi quando arrivate a vedere i compiti non scoprite che manca qualcosa, o magari lo scoprono i ragazzi, anche a volte, no? Che si rendono conto che lì, per esempio, nello specifico era venuto fuori che le questioni, che sul lessico proprio specifico si poteva in verità dare un punto, per esempio. Secondo alcune teorie, qualcuno vi dice che la checklist deve essere in 10 punti per dare il voto in decimi. Io sono sempre un po' eterodossa in tutto, e quindi anche nella classe capovolta. Diciamo che questo però, insomma, non sempre a me vengono 10 punti. Se devo mettere un punto che non ha senso, o se ne devo togliere uno che per me è importante per far tornare 10, insomma, io sono anche discalculica, ma una proporzione e poi, insomma, il riportare in decimi la possiamo fare se poi vogliamo, insomma. Quindi questo secondo me non è un elemento dirimente, assolutamente. Chiaramente elaborarne tanti, creativi e così ci vuole tempo. C'è un repertorio sul sito anche di Flipnet, si trova qualcosa, e anche in rete, insomma, qualcosa si trova. Però un pochino bisogna anche sbizzarrirsi, insomma, e provare su quello su cui si sta lavorando, cioè pensare. Ne ho visti tanti molto belli, ho visto non fatti da me, diciamo, insomma, che so, un blog in cui Platone risponde su alcune questioni di amore ai suoi lettori, diciamo, no? Scrivi una lettera a Platone, tipo lettere al direttore, e Platone ti risponde, e naturalmente Platone su quelle questioni, cioè la docente dava 2 tipi di lettere, bisognava vedere come avrebbe risposto Platone, quindi anche aver capito che cosa naturalmente Platone pensava di questo argomento. Dico questo perché, insomma, è particolarmente interessante, ma se ne possono inventare appunto di tanti tipi e su tantissime questioni. Per il video, voi avete visto che io, ecco l'ultima cosa, che io avevo fatto io in quel caso un video, io ne ho fatti diversi negli anni. Chiaramente non è che ci possiamo, cioè ora poi con la didattica a distanza lo vediamo, non è che all'improvviso noi ci mettiamo e insomma, in un mese ci facciamo i video di tutte le lezioni che facciamo per tutte le classi diverse, è impossibile. C'è tantissimo materiale che si può utilizzare già fatto, e poi uno se vuole, se ritiene che il video sia uno strumento efficace, piano piano si farà un suo, diciamo, portafoglio di video. Non si può, cioè, questo bisogna anche essere, insomma. Comunque, insomma, il materiale se ne trova tanto, anche lì dal sito di Flipnet ci sono tantissimi video già consigliati appunto su argomenti naturalmente classici. Poi è chiaro che quando volete andare a fare una cosa per cui già sapete dove vorrete arrivare nel compito utenti, che volete, come avevo fatto io con il futurismo, che volevo mettere in luce quegli elementi, è chiaro che poi ho tarato la mia lezione su quegli elementi, ma questo lo facciamo sempre, insomma, non è che lo facciamo solo nella classe capovolta. Se ci sono domande? Questioni? Sì, ovviamente dico velocemente che i materiali, perché alcuni non li hanno visti nella chat, quindi non sono riusciti, li mandiamo via mail insieme ai materiali di questa giornata, insomma. Sì, vi posso mandare anche il link di tutta l'unità didattica sul futurismo. Sì. I video sono sempre così, un po' artigianali naturalmente, ecco, cioè solo i video di una docente, non di una videomaker naturalmente. Quindi sono come vi immaginate, ecco. Cioè avete già visto un pezzettino. Ce li scambiamo? No, vabbè, la leggo, è arrivata una. Ermanno vuole sapere i tempi di esecuzione di questa proposta, immagino, no? Sì, i tempi di esecuzione, aspetta che ricondivido perché c'è anche, avevo messo una scheda, una descrizione dell'attività, però devo... È simpatica questa, ecco.
Sì, questo. Ok. Allora, oltre alla scheda studente avevo messo la descrizione completa dell'attività. E quindi appunto c'era stata una lezione precedente e poi nelle 2 ore c'era stata la lettura, il confronto sugli elementi più rilevanti, appunto sia la lettura del manifesto del futurismo sia della letteratura futurista, gli elementi più rilevanti del testo e la plenaria con condivisione dei commenti sui 2 manifesti e poi 45 minuti, il gruppo, quindi 2 ore consecutive, gli ultimi 45 minuti erano stati dati per stendere il manifesto. I manifesti in verità li avevo già assegnati da leggere a casa, quindi avevamo fatto una lezione, l'avevano fatta a casa, avevano visto il video. Poi avevamo parlato in generale, riparlato in classe del futurismo, sempre a gruppi, e introdotto questi manifesti che poi si erano già rivisti. E poi in classe ne avevano invece parlato insieme, come sempre si prevede che poi in modalità cooperativa appunto si fa la parte di analisi, di applicazione, cioè la parte delle cosiddette abilità. E alla fine poi il compito autentico, quindi questa era stata piuttosto anche veloce. E poi alla fine avevo fatto appunto il debriefing, che spesso vale la pena. Poi ora in questo caso io vi confesso che era una classe di quelle che non capitano proprio spessissimo, diciamo, una classe particolarmente felice. E quindi anche molto disposti, per esempio, a fare anche metacognizione, diciamo, con me, quindi a insieme discutere di che cosa funzionava, che cosa non funzionava, eccetera. Io vi dico che l'ultimo anno, che in questa quinta, li ho mandati alla maturità con un membro esterno senza mai fare un'interrogazione tradizionale, però non l'avrei fatto con tutte le quinte. Questo anche, insomma, per sincerità, no? C'era un rapporto di fiducia e una collaborazione soprattutto, per cui anche i testi li commentavano loro in classe, io li seguivo, anche appunto a volte anche sui testi davo compiti autentici, anche di interpretazione, diciamo. E questo per dire, perché non sempre si crea, cioè le situazioni, chiaramente appunto, lavoriamo con un materiale che non è sempre uguale e non sempre si creano le condizioni giuste. Io avrei due domande, cioè una è una domanda e una è un'affermazione, però sono molto collegate tra di loro. Perché Arianna Volpini dice: il compito autentico deve essere svolto sempre in gruppo. In questo periodo è difficile far lavorare in gruppo gli studenti in presenza nella scuola media. Mentre Erika Pontani dice: adesso bisogna imparare a creare le classi virtuali. Quindi... Sì, appunto, la questione del gruppo è sì. Il compito autentico deve essere svolto in gruppo. Poi si possono dare tanti compiti creativi, di rielaborazione, che si possono fare individualmente, naturalmente. Però quel tipo di compito prevede anche la competenza di, appunto, di saper collaborare, anche di cittadinanza, di relazione, anche le soft skills. Quindi prevede che lo si faccia in gruppo. Io appunto su tante piattaforme, non tutte, si possono fare le stanze, e le stanze, ora noi eravamo qui 120, chiaramente è stato un po' un azzardo, diciamo, ma invece su 25 alunne e alunni, dividerli nelle stanze e metterli a fare un lavoro è salutare per loro, perché non solo rischiamo con la didattica a distanza di aumentare la frontalità, per queste ragioni proprio che venivano fuori, ma poi è una frontalità completamente diversa da quella
della presenza in classe, cioè questa distanza, siamo lontani. Io non so voi quante formazioni online seguite, a volte a me il cervello mi dice basta, cioè a volte faccio fatica a seguire. Noi pensiamo all'appunto, la collega parlava della scuola secondaria di primo grado, il livello più basso della possibilità di concentrazione del nostro cervello nell'arco del suo sviluppo, e insomma invece metterli a fare un compito con dei tempi stretti, che vada consegnato anche nella chat, così che quindi non si possa perdere tempo passando a controllare, che non si possa perdere tempo a fare cose sciocche, insomma, secondo me è anzi vitale, può essere in questo momento. Purtroppo so che alcune versioni di Teams non le hanno, eccetera, insomma, non tutti hanno la possibilità di attivare le stanze, però Google Classroom sì, per esempio, vabbè, Zoom ce l'ha naturalmente. Secondo me vale la pena di lavorare anche a distanza, a gruppi, anche per alleggerire un po' il docente, che per un pochino fa un altro lavoro, cioè passa nelle stanze e controlla il lavoro del gruppo e poi si torna in plenaria e poi si discute insieme. No, non so poi che cosa ne pensiate, perché altrimenti anche pensiamo su 5-6 ore, ma anche 4, cioè, ma sia per il docente sia per gli studenti diventa assolutamente insostenibile, altro che ingozzamento delle oche, insomma. Allora, hai subito una conferma di quello che stai chiedendo da Antonella Moretti che scrive: volevo sottolineare l'aspetto positivo di questo metodo nel permettere agli studenti di esprimere il loro punto di vista su un argomento prima di iniziare il compito autentico. Lo stesso abbiamo fatto noi nelle stanze di lavoro. Mentre Matteo Campi si pone un problema, come dire, tradizionale. Vorrei sapere come si è trovata ad inserire esperienze di Flipped Classroom con il problema tempo, che assilla sempre il nostro lavoro in classe. Su questo, dunque io sono brava su tante cose, sul tempo ho veramente un problema con le gestioni del tempo, sono una di quelle che sono sempre in ritardo, no? Su tutto. Sono nata 10 giorni in ritardo, diciamo, la mia mamma lo dice sempre. Questa caratteristica evidentemente è stata così, diciamo, un po' di presagio, ecco, nella mia vita. Tuttavia, io devo dire che quello che attiene al capovolgimento, cioè il fatto di liberare in classe il tempo per delle attività, alla fine funziona, secondo me. Naturalmente un po' di selezione va sempre fatta, ma questo noi dobbiamo farla, questa selezione, ce la dobbiamo fare per tantissime ragioni, però spostare appunto, intanto perché quello è un tempo, cioè se i ragazzi sono attivi e fanno delle cose, quello è un tempo davvero guadagnato, che loro si portano a casa, cioè escono dalla classe avendo imparato qualcosa, perché per me è veramente frustrante, no, pensare che stanno in classe, non so, 30-36 ore, dipende dalle scuole, a settimana, di cui la maggioranza del tempo stanno a pensare a altro, o a sonnecchiare, o a chattare, o a fare altre cose, non sfruttano cioè quel tempo deve essere tempo di apprendimento. Io su questo, io non uso solo la classe capovolta, appunto come vi ho detto sono un po' eterodossa e riadatto le cose anche a quello che, insomma, che sono le mie esigenze, che sono le esigenze che vedo nelle ragazze e nei ragazzi, insomma, come facciamo un po' tutte e tutti naturalmente. Però in questa cosa ci credo veramente. È quel tempo che è tanto, che è tempo che oltretutto è un tempo caro, no? Beh, cioè in una scuola così povera questo tempo scuola è preziosissimo, questo tempo che ancora abbiamo quando possiamo andare in presenza a scuola deve essere un tempo di apprendimento. Non può essere un tempo di apprendimento per un gruppetto e per altri no. E quindi bisogna trovare le strategie perché i ragazzi facciano delle cose. Arrivo, ma sto finendo con il corso di storia che avevo oggi pomeriggio, quindi tra un pochino arrivo. Va bene? Per i parenti di Valeria possiamo dire... Le donne sono multitasking. Certo.
Allora, ci sono 4 domande, vediamo se posso portarle tutte insieme. Allora, Daniela Parolin chiede: chi non riesce a svolgere l'attività per casa può lavorare in classe? Alice Guidorizzi: per la scuola media c'è qualche link che puoi suggerire? Caterina Bragantini: le è mai capitato che a casa i ragazzi non seguissero la spiegazione e poi durante il lavoro in classe ci fossero dei problemi e la classe capovolta non funzionasse? Cosa si può fare? Quarta domanda, che forse è legata alla seconda: sul compito autentico e flipped, qual è la bibliografia consigliata? Elisabetta, grazie. Poi ce n'è. Allora, sì, non so se le ricordo tutte. No, vabbè, in caso te le richiedo. Allora, una: chi non riesce a svolgere l'attività per casa, come può lavorare in classe? Allora, questo naturalmente è cioè il problema di accesso, per esempio, a questi video contenuti. Ora, per vedere un piccolo, però appunto, c'è anche un problema di alfabetizzazione digitale. Io di solito appunto creo la classe virtuale che funziona ormai con le app anche da telefonino, immaginando che non tutte e tutti possano avere un computer in casa, però appunto come guardano un video su YouTube del loro YouTuber preferito, possono guardare anche il video della spiegazione e consegna proprio un tutorial su carta di come si accede la prima volta alla classe virtuale. Perdono sempre la password continuamente, quindi alla fine uno trova classi di 35 persone perché si rifanno profili nuovi per accedere con lo stesso codice, però si scopre anche che i nativi digitali sono nativi a, diciamo, in Toscana diciamo spippolare con lo smartphone, ma poi magari appunto si mette un file in PDF e non hanno la minima consapevolezza che il telefono non glielo legge perché non hanno installato l'app, perché se non c'è il software naturalmente non viene letto. Quindi lo facciamo insieme all'inizio, entriamo insieme nella classe virtuale, uno lo fa, provano 2 ragazzi, si fanno un profilo e così. Questa che usavo io, Edmodo, mi piaceva perché aveva una maschera social, però l'insegnante può scrivere a tutti, anche in privato o a tutti insieme o a gruppi, mentre i ragazzi possono scrivere solo o a tutti, cioè tutti i ragazzi e l'insegnante, o solo direttamente all'insegnante, quindi non c'è modo di messaggiarsi, diciamo, tanto poi hanno le loro chat. Mentre non mi piace, ve lo dico, chi usa gruppi Facebook o chat di WhatsApp, cioè trovo che questo mezzo non sia adatto. Si deve usare un mezzo che sia quello per la scuola. Quindi io credo che tutte e tutti possano vederlo. Poi qualcuno non l'ha visto e chiaramente, soprattutto all'inizio, come sempre, c'è bisogno di fare un pochino di imprinting anche, che quello è il compito da fare. Se uno non lo fa, o ha una ragione valida per cui poteva non averlo fatto, oppure non può partecipare alla lezione del giorno e quindi di questo nella valutazione complessiva se ne deve tenere conto. Naturalmente questo è sempre, soprattutto nelle prime, per quello che riguarda il liceo, è sempre un ostacolo da superare, quello che non entra nella classe virtuale, no? Però insomma si può fare, ecco. Penso che si possa fare. Quale altre domande? Vado avanti perché stanno crescendo. Allora, qualche link per la scuola media. Sul sito Flipnet c'è proprio un repertorio di video e link e poi c'è un gruppo Facebook, la classe capovolta. Sono iscritta. Attivissimo, dove viene postato tantissimo materiale. Poi sul sito di Flipnet c'è proprio diviso per ordini di scuola e per materie. Ci sono alcune docenti anche esatto, materiali didattici. Qua su materiali didattici sul banner in alto, ecco qua, vedete? E poi ci sono a parte per la scuola primaria anche. Ci sono insegnanti anche appunto anche della secondaria di primo grado veramente bravissimi. E qui c'è il link, dovrebbe esserci, al catalogo dei video e poi ci sono anche un po' di compiti autentici già fatti
che comunque vale la pena di iniziare a provare a farli, diciamo, e così tanto sperimentando, diciamo, un pochino. Noi l'abbiamo fatto uno nella scuola dove ero per la famosa valutazione delle competenze di cittadinanza. Ne abbiamo fatto uno di cittadinanza sull'assemblea di classe, a partire appunto da un'analisi di com'è un'assemblea buona, che se funziona, come non funziona, dei meccanismi di comunicazione. Avevamo messo un paio di test in italiano e uno in inglese anche, una comprensione del testo, e poi avevamo chiesto di produrre delle regole per un buon attivo di classe e un cartellone di monitoraggio di come andavano queste assemblee di classe mese, che potesse evidenziare alla fine un miglioramento, che poi ci permettesse anche a noi naturalmente di dire che avevamo valutato in entrata e in uscita le competenze di cittadinanza. Però voglio dire, ecco, l'abbiamo fatto fare a tutta la scuola, a tutte le seconde, non a tutta la scuola, scusate, a tutte le seconde, come compito autentico, con una checklist, con un cartellone che poi è rimasto in classe, eccetera. Quindi veramente, cioè, lo strumento è versatile. Ecco. Vado avanti con le domande che continuano a crescere. Questa forse hai risposto prima. Allora, Caterina Bragantini ti chiede se ti è mai capitato che a casa i ragazzi non seguissero la spiegazione e poi durante il lavoro in classe ci fossero dei problemi, la classe capovolta non funzionasse. Cosa si può fare in quel caso? Sì, no, e appunto su questo bisogna essere molto chiari, non è un optional guardare i materiali, non è un optional collegarsi alla classe virtuale, consegnare a volte anche dei materiali, perché si fanno anche lavori individuali, che io faccio sempre consegnare sulla classe virtuale, mettendo anche un limite all'orario, che non mi arrivino alle 2 del mattino, voglio dire, no? E quindi in tante piattaforme si può mettere un limite. Su questo il compito è questo, il modo di lavorare è questo. Chi non lavora così è anche una cosa di responsabilità, non è che fa un danno, cioè fa il danno a se stesso, fa il danno anche ai compagni, perché poi la sua parte di comprensione poi serve al gruppo. Questo un pochino, insomma, se bisogna mettersi a lavorare insieme. Naturalmente, come tutti gli altri compiti, c'è chi è più oppositivo e si trovano gli però insomma, devo dire che solitamente io ho avuto dei buone percentuali, ecco, di adesione ai contenuti proposti. Poi è come tutto, no? Quando uno dà un libro da leggere a casa, no? I famosi libri di lettura per chi insegna italiano, e poi c'è sempre qualcuno che quando si arriva al punto si scopre che quel libro, anche nel caso in cui non consegni quella scheda libro con ancora i link attivi, diciamo, no? Dal sito internet, e tuttavia poi scopriamo che il libro non l'ha letto e niente, come facciamo? E chiaramente sanzioniamo e cerchiamo che la prossima volta non succeda. Però voglio dire una cosa che secondo me è tanto importante: il meccanismo della classe capovolta funziona un po' di più sulla responsabilità individuale e collettiva. Cioè appunto io sono responsabile per me del mio apprendimento e sono responsabile anche nel gruppo, dell'apporto che posso dare al gruppo, perché funziona anche il tipo di lavoro, che a volte può essere anche un cartellone, può richiedere di disegnare, può essere un video. Posso mandare dei video su Seneca molto carini se volete, che una classe ha fatto. Allora in questo senso si fonda meno sul controllo, meno sulla sanzione e più sulla responsabilizzazione. E io penso che questo sia un elemento fondamentale adesso in tempi di DAD. La discussione non può essere fra docenti: come faccio a controllare che non copino? Cioè non possiamo, veramente si passa la vita, no? a porsi solo questa domanda. Intanto con un compito che non si può copiare, no? Che è creativo e non si può copiare, e questa è una prima cosa, però anche promuovendo un tipo di scuola che si fondi più sulla responsabilità, perlomeno io penso. Io vado avanti perché ci sono ancora 6 domande, abbiamo 10 minuti poi con qualche... troppo lunga. Allora, Elisabetta chiede una bibliografia consigliata sul compito autentico e Flipped. Sì, anche lì ce n'è uno di Maurizio Maglioni, ha scritto
più di un libro. Ci sono delle cose tradotte dall'inglese, anche questo lo trovate sul sito di Flipnet, e c'è anche uno, e ora ho un vuoto sugli autori, e ce ne sono un paio di Erickson anche, pubblicati da Erickson, e ora ve li trovo, ve li mando, ve la mando la bibliografia. Adesso sono un po' stanca. Allora, come si fa una stanza in Meet? Questa non lo so, che si fa. Però si fanno, insomma. Sì, forse è meglio. Questo conviene chiederlo a Google, che avrà un tutorial. Esatto. Poi nel mio gruppo è emerso un problema che riguarda la resistenza di alcuni studenti, dei loro genitori, riguardo a questo metodo. Che cosa fare per convincere entrambi? Allora, chiaramente questa cosa a me personalmente non è successa. Alla mia amica e collega con cui abbiamo condiviso compiti autentici e sperimentazioni, invece sì, è una cosa che può succedere. Diciamo che insomma l'idea dovrebbe, cioè all'inizio un po' di resistenza ci può essere, naturalmente, ci può essere soprattutto in alcune classi, in alcune tipologie anche di indirizzi, dove si ha bisogno di essere molto rassicurati, dove insomma tu mi fai da pagina X a pagina Y e io te lo richiedo, è rassicurante. E questo succede. Bisogna, per me il gancio è il fatto che lavorando così il tempo passa più velocemente, ci si annoia molto di meno, e ci si relaziona di più in modo più positivo e si crea un clima più sereno e disteso dentro la classe. Per cui io, e anche con i genitori, poi naturalmente uno può citare gli studi, eccetera. Poi c'è sempre il caso, vabbè, cioè il genitore oppositivo, quello lo sappiamo, può sempre capitare. Allora c'è un'ultima domanda, come si formano i gruppi di livello o misti? E poi c'è Anna Maria che ha alzato la mano, non so se vuole fare... Gruppi è una questione importante e per me i gruppi si formano eterogenei o comunque basati, diciamo, sull'apprendimento, sulla linea di apprendimento prossimale. Dipende dal tipo di compito che chiedo. È chiaro che se io chiedo, cioè su alcune questioni chiedo di fare una traduzione, per esempio insieme, e poi di rilavorarla a partire da un testo in latino, faccio per dire, non posso mettere quello che ha 3 insieme a quello che ha 9, semplicemente per il fatto che quello che ha 3 non farà niente, altrimenti non si sentirà nemmeno di poter dire una cosa, no? Quindi questo dipende. Se il compito però davvero punta tanto sulla rielaborazione, allora vale la pena. Cioè, se veramente c'è uno scarto, come inventiamoci un manifesto, allora lì davvero io mi posso permettere di fare il gruppo molto eterogeneo e anzi scoprirò magari che mescolo davvero competenze diverse. Quello che è più bravo a riconoscere lo stile, a individuare e a riprodurlo è quello che invece è più creativo sui contenuti, perché non è detto assolutamente che siano la stessa persona. Se noi usciamo dalla performance classica della scuola, possiamo scoprire invece tante cose. Quindi il gruppo tendenzialmente eterogeneo. A volte può essere necessario farlo, non tutti quelli allo stesso livello, ma a livelli prossimali se il compito è un pochino più legato ad alcune abilità, diciamo. Spero di aver risposto. Mamma mia, ti abbiamo fatto fare, insomma, sulla mano di Anna Maria, non so se l'ha alzata per sbaglio o che cosa. Io? Sì. Non lo so, perché vedo una cosa strana che appare, ma non so se sia una mano. È una mano. Ecco, sì, no, hai alzato la mano. Ma non... Perché ho l'iPad che ho una certa difficoltà, perché io non sono nativa digitale, sono molto imbranata, ma non sapevo di stare alzando la mano. No, basta, no. Sì, brevi, perché erano esattamente questi, Fabio Biscaro e Maurizio Maglioni per Erickson, la classe capovolta, e il compito autentico nella classe capovolta, sempre per Erickson. E poi ce n'è uno anche su matematica e scienze. Sono questi, direi,
in italiano, i testi, cioè i testi italiani di riferimento. Ecco, quindi potete vedere nella chat. Ecco. Sì, assolutamente. Bene, domande? Non ce ne sono più. No, basta, dopo Basta 2 ore perché povere... abbiamo detto che non riusciamo a sopportare e a supportare tante e tante ore di collegamento, quindi adesso dobbiamo tenere fede a questo principio. Usciamo dalla sovrabbondanza. Ovviamente ringraziamo i corsisti che sono stati presenti, attivi e che hanno vissuto questa esperienza della stanza. Noi fuori abbiamo un po' riso della cosa, ma insomma... Senti, ma che professionalità, Giampiero. Una poca professionalità. Grazie al regista di tutto ciò, quello che vedete, quell'osco figuro che vedete scritto con Mistrelli, e grazie soprattutto alla nostra relatrice che è stata Chiara, che ci ha mostrato insomma un mondo, non dico nuovo perché insomma è un po' di anni che se ne parla, ma magari noi non nativi digitali facciamo un po' fatica a buttarci. Ecco, abbiamo bisogno che qualcuno ci dica quale tasto spingere, ecco, e ci ha mostrato quale tasto spingere. Grazie a tutti, adesso vi cacceremo fuori da... No, ricordiamo Giampiero che la prossima settimana torniamo il giovedì. Giovedì. Allora, torniamo il giovedì la prossima settimana il 17. Alle ore 16:30. Ci sarà anche lì penso qualcosa, poi chiederemo meglio a Nadia di interattivo, perché l'uso di wiki, io lo chiamo così, è amica di famiglia. La relatrice è fuggita nel frattempo. L'uso di Wikipedia per la didattica, anche la creazione di pagine di Wikipedia con i ragazzi è molto molto interessante, quindi vi aspettiamo. Scusate, salve relatrice. A casa non le chiavi. Bene, se volete andarvene bene, altrimenti prepariamo qualcosa insieme. Bene. Alla prossima. Buone cose. Grazie Francesca, bravissima. Grazie a voi per l'invito e per la pazienza e l'ascolto. Grazie mille. Io vi inviterei a rivedere su una puntata di Rai 3 Le ragazze, in cui c'era Francesca Di Maio. No, perché no? Perché che ci parlava del G8 di Genova, se non sbaglio, e dell'esperienza. È una trasmissione molto molto bella, che parla di storie di donne, alcune che hanno attraversato la storia del Novecento. Francesca no, perché non ha 90 anni, quindi no. Esatto, e lei appunto è stata protagonista di una trasmissione davvero interessante. Niente, basta, non è pubblicità, non ha guadagnato nulla Francesca. No, niente, ho raccontato la mia esperienza a Genova 2001. Questa trasmissione che si chiama Le ragazze, direi 3. Sì. Quindi in versione non docente, diciamo. Va bene, e con questo imbarazzo ci salutiamo. Buona cena. Non mi aspettavo, sono arrivato. Ciao. Buona serata a tutti. La facciamo apposta, Francesco. Ci sono delle voci.